Ci siamo tornati in diretta, io ringrazio i telespettatori che insomma dicono la loro opinione, ma mi scuso, ho fatto attendere Dario Rotondi, assessore alla sicurezza del Comune di Vicenza, e ricordiamo è stato anche questore del Comune di Vicenza. Parliamo con lei di sicurezza, com'è la situazione in Vicenza? A lei la parola. Ma io vorrei prima così vivacizzare un pochino l'ambiente, perché mi sembra che siamo sempre tutti d'accordo, tutti che sono buoni, tutti vogliono fare le cose migliori del mondo, che è una cosa positiva sicuramente, ma non ci crede nessuno, però scusate, perché qui adesso tutte le parti sono d'accordo. Quando andiamo a leggere sui giornali vediamo le affermazioni più improbabili, le soluzioni più estrose, le soluzioni più giornalistiche, perché servono soltanto per i giornali. Quindi io, per esempio, non sono d'accordo con il signor Ferro che lui dice è contento dell'andamento della serata. Secondo me si rimane nell'equivoco del titolo, gli immigrati risorsa o problema. Una parte degli immigrati sono una risorsa, un'altra parte sono un problema. La realtà è sempre molto più complessa, molto più sfaccettata. Come riuscire però a differenziare queste due tipologie completamente certo, differenti? Le persone per bene sono... Le persone per bene sostanzialmente si nasce, quindi non è che la signora che ha telefonato prima dice che devono venire in Italia, devo andare a rubare. No, non deve andare a rubare, perché se è una persona onesta non ruba, magari cerca di fare qualche lavoro magari umile, magari precario, magari quello che riesce a trovare, partendo però da alcuni presupposti. Il signore pure prima chiamato dice gli italiani che pagano le tasse. Beh, gli italiani non è che siano così grandi pagatori di tasse tutti quanti, quindi non è che tutti possono dire io ho ragione, io ho il Vangelo qui nella mano, andiamo a vedere la pagina giusta e emetto le sentenze. Non è così, così come non è per gli immigrati. In Somalia c'è la guerra, che è una cosa terribile, è questo che noi dobbiamo renderci conto, che c'è una guerra che va affrontata con i mezzi che sono necessari per affrontare le guerre, però le guerre vanno anche combattute. I somali, se vogliono bene al loro paese, debbono anche combattere per il loro paese, perché il paese è loro. Non è possibile vedere tra quelli che arrivano, la maggior parte sono uomini giovani, cioè quelli che dovrebbero essere il futuro del loro paese. Il loro paese non ha la guerra, ha diciamo, problemi di carattere economico. Sono sempre loro che dovrebbero imboccarsi le maniche e cercare di migliorare il loro paese. Quindi però le chiedo, bisogna distinguere un pochino, perché poi questi che vengono dai paesi che non hanno motivazioni per avere lo status di rifugiato, in teoria dovrebbero essere rimandati a casa, poi non ci vanno. Però perché... le chiedo una cosa, mi ha colpito che lei appunto diceva dovete combattere per il vostro paese piuttosto che... Però ci sono delle milizie ben organizzate e ci sono magari ragazzi che vivono onestamente e non con la violenza. Insomma, allora qual è la strada? La strada dice adesso qualcuno se ne esce e dice pacifichiamo la Libia così impediamo di venire, quando c'era Gheddafi lo facevano. Vi siete dimenticati tutti gli articoli che facevano i giornali perché tutti quelli che aspettavano in mezzo al deserto per essere imbarcati e che Gheddafi gli impediva di imbarcarsi? C'erano pianti esattamente uguali a quelli che ci sono adesso. Ricordatevi un pochino, il problema dell'immigrazione è un problema molto complesso che va affrontato in maniera molto articolata. Uno degli aspetti che bisogna affrontare è quello che ho detto prima, cioè signori, il paese è vostro, dovete pure, non è possibile che gli afghani vengano qui e che i soldati italiani vadano in Afghanistan. È chiaro che questa affermazione va anche un pochino interpretata, però la sostanza è questa, che dobbiamo andare noi in Libia, dobbiamo andare noi in Somalia, non è possibile. Quindi lei è anche contrario a cambiare magari nel loro paese dando degli aiuti? No, bisogna fare anche quello, non si può fare solo quello, non si può pensare adesso andare a mitragliare i barconi prima che partano. E come si distingue la barca
che deve essere utilizzata per andare per venire in Italia, oppure quando c'è stato Zaia se n'era uscito, andiamo a controllare i sermoni in italiano. Eh sì, l'imam ci notifica ai forze di polizia quando è che deve fare il sermone, che deve fare in italiano, e così questura e carabinieri vanno lì a sentire tutti quanti. Cioè, è una cosa che non esiste, dai, serve soltanto per avere un quarto d'ora di notorietà sui giornali. Purtroppo serve anche a vincere le elezioni, perché a Vicenza è stato sistemato il campo nomadi e i soldi li aveva stanziati il ministro Maroni. Qual è la situazione in Vicenza? È la situazione, gli abbiamo staccato la luce perché non pagavano le bollette. Mi sembra giusto, perché non è possibile accampare criteri culturali di un modo di vivere che è proprio. Se è tuo, gestiscitelo. Tu non puoi gravare sulla collettività perché hai fatto delle scelte che devono ricadere su di te, quelle scelte. Allora le chiedo direttamente, prendendo sempre spunto dal nostro titolo, problema o risorsa a sua... I peggiori nemici degli immigrati, perché adesso tutte queste persone che parlano, non è che parlano per gli immigrati, per quelli che sbarcano, no, hanno paura di quelli che ci sono già e hanno paura che una parte di quelli che arrivano vadano a incrementare le fila di quelli che ci sono già. Cioè, se diciamo che la pressione di quelli che non vivono correttamente e onestamente fosse attenuata, ci sarebbero molte minori resistenze all'arrivo di questi che arrivano con i barconi, perché nei barconi non so tutti santi. Qui, se noi continuiamo risorsa o problema, perché? Perché i migranti sono tutti risorsa o sono tutti problema, o sono tutti bravi o sono tutti cattivi, tutti santi o tutti demoni. Non è affatto così. Tra l'altro quelli che stanno in Italia da molto tempo, 10-15 anni, se vogliono andare a casa qualche volta devono tornare con i barconi, perché per andare via li fanno uscire facilmente, poi per tornare indietro come fanno? E quindi c'è gente che fa la spola con i barconi ogni tanto. Quindi la realtà... sistema concatenato, quindi non bisogna per esempio andare a prenderseli in Libia, perché qual è la tecnica? Appena sono andati al largo della Libia, chiamano i soccorsi, si guardano bene da farsi portare a Malta, chiaramente, e vengono soccorsi dagli italiani a molta più distanza dalle coste italiane di quelle che ci sono con la costa libica. Se il Presidente della Camera dice che devono essere accompagnati al porto più vicino, il porto più vicino è libico, non è italiano. Grazie. Ascoltiamo adesso l'intervista realizzata... Prego. Vorrei dire questo. Allora, se facciamo un'analisi dell'immigrazione sul Mediterraneo, vediamo un fenomeno stranissimo. Tutta l'immigrazione avviene nella parte più distante dall'Africa e invece tutte le nazioni più vicine all'Africa non hanno questo fenomeno. Per esempio la Spagna. Perché la Spagna non ha immigrazione? È una domanda, mi perdoni, mi ero bloccato. Perché? Sui barconi? Perché ci sono delle... Perché è chiaro che dove c'è l'opportunità e si crea questa opportunità, come diceva appena adesso, sì, se noi andiamo a prenderli è ovvio che abbiamo un'immigrazione di un certo tipo, le altre nazioni non ce l'hanno. Va bene anche questo, ma dobbiamo avere consapevolezza che se lo facciamo dobbiamo essere in grado di superare il problema, se no ci facciamo male da soli. È inutile questo buonismo a mani piene, non serve a nulla, né all'immigrato né alle persone che stanno in Italia. Serve soltanto ad alcune persone, lasciamo stare quelli che fanno effettivamente il loro mestiere e che sono anche presenti in trasmissione. Ma la maggior parte di questa situazione se ne approfitta e parliamo di organizzazioni criminali. Esatto. No? Allora queste organizzazioni criminali sono distanti da questa politica? Io credo di no, perché se no non succederebbero queste cose. Allora questi soldi, se io li mando in Africa,
valgono 100 volte, 1000 volte di più di quelle che noi spendiamo per conservare qui delle persone che poi peraltro non facciamo lavorare. Perché è vietato. L'immigrato non può prendere la falce e tagliare l'erba o il tosaerba, perché se si fa male nascono tutta una serie di problemi, perché neanche in questo senso abbiamo creato una normativa, non diamo l'opportunità all'immigrato di potersi guadagnare qualche cosa, lo può fare in nero a 3 euro all'ora, 50 centesimi all'ora, perché dagli lo sfruttamento fa parte della cronaca attuale. Quindi o ci organizziamo o creiamo una situazione di disagio. Ma quando l'italiano andava all'estero, va bene, io mi ricordo che c'è stato anche un film, si chiamava I Magliari. Il massimo che potevamo fare noi come delinquenza di emigrati dall'Italia è vendere degli oggetti, no, porta a porta, cercando magari di fregare qualche vecchietta che si comprava un maglione che poi invece non era di lana ma era di qualcos'altro. Ma questo era... Si fece anche un film. Forse è un po' riduttivo, Sì. È un po' riduttivo. In che senso? La mafia in America, abbiamo portato noi. La mafia in America non è andata come mafia, è andata come gruppo, organizzazione di un gruppo di italiani che difendeva gli immigrati italiani, perché gli immigrati italiani erano massacrati. Ancora più riduttivo. Ancora più riduttivo. I mafiosi a qualsiasi latitudine sono dei criminali e basta. Che cosa? I mafiosi a qualsiasi latitudine, in qualsiasi continente, sono soltanto dei criminali. Quello rimani, giusto? Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Perché uno nasce con la... cioè, geneticamente mafioso lo diventa, mi scusi. Il mio migliore agente che ho avuto alle dipendenze era di Casal di Principe, una persona meravigliosa, eccezionale, onesta, perché è nato onesto, c'è poco da fare. Per un periodo abbiamo detto che prendono poco e quindi rubano, e poi si è visto che pure quelli che prendevano tanto rubavano. Allora non è vero che prendi poco, no, è vero che se uno è onesto, se uno è ladro, è ladro. Don Elia Ferro, vedevo che scuoteva la testa, quindi la chiamo in causa. Per completare quello che il direttore... Poi lancio un'intervista appunto al sindaco di Legnaro, che è uno di quei comuni che ospita 8 ragazzi. Prego. Sì, delle volte mi capita di guardare delle tavole che mettono l'immigrazione in Europa e allora ci si accorge che effettivamente se noi guardiamo solo le nostre televisioni vediamo solo quelli che arrivano in Italia e ancora vediamo quelli che arrivano a Lampedusa e arrivano nel sud e non ci accorgiamo di quelli che arrivano a Gorizia, non ci accorgiamo di quelli che arrivano a Venezia, non ci accorgiamo di quelli che arrivano a Pescara e allora per quello che dicevo all'inizio è importante cominciare a guardare un pochino con i nostri occhi. Secondo, credo che è interessante vedere anche delle tavole comparative e vedere che nelle Canarie arrivano i barconi, che in Grecia arrivano i barconi. Certo, alcune delle immagini che ho mostrato prima erano appunto dell'ultimo salvataggio in Grecia. Di certo però è onesto dire che non c'è il numero, non ci sono gli arrivi, non c'è l'impegno di forze che mette in pratica l'Italia, questo lo dobbiamo dire. Certo, quindi, però è importante quindi, studiare il fenomeno e guardarlo un pochino e tener conto che questa emergenza Nord Africa è un'emergenza che dobbiamo chiamarla non col nome generico di emigrati o immigrati, anche perché sono emigrati in qualche maniera, però è emergenza Nord Africa. Qui c'è guerra, ci sono paesi, eccetera, eccetera. Ma siamo sicuri che sia un'emergenza? Perché come si stava dicendo prima è un sistema oliato. Quindi l'emergenza, qualcuno mi ha insegnato, e poi sentirete appunto dalle varie interviste, l'emergenza è un qualcosa che accade, tu non te lo aspetti ed è una volta. È emergenza mondiale, non è emergenza. Le persone che arrivano ci trovano in emergenza, ma chi parte, paesi e continenti che stanno e che soffrono e che hanno la fame, eccetera, ci indicano che noi viviamo in un mondo che è squilibrato. In un mondo, come diceva il direttore, che a un certo momento c'è lo sfruttamento, eccetera. Fuori di dubbio. Leggevo su Internazionale che lo scorso anno, nei primi 4 mesi, ci sono stati 17 morti nel Mediterraneo, quest'anno sono stati negli stessi 4 mesi 1600.
probabilmente stanno cambiando le cose, c'è un fattore 100 di mezzo che ci fa pensare che stia succedendo qualcosa di nuovo e di diverso. Sta succedendo che c'è una guerra. E queste guerre sono continuamente alimentate e non c'è motivo di pensare che queste guerre nel tempo stiano diminuendo o almeno a breve. Oggi noi ci troviamo davanti al fenomeno e dobbiamo affrontarlo, cioè io vorrei riportare la questione sul fatto che non abbiamo delle soluzioni immediate da poter pensare. Non c'è proprio la soluzione, perché si arriva fino a un certo punto legislativamente parlando. E poi questi ragazzi vengono abbandonati a loro stessi e allora rientriamo ci vogliono tante nella soluzioni, perché il problema è talmente complesso e talmente difficile da risolvere, perché noi dovremmo mettere le cannoniere al largo delle acque territoriali e sparare su tutti quanti. Questo chiaramente non è possibile, quindi bisogna diciamo, fare tante piccole cose che servono per migliorare la situazione. Rotondi, qualcuno però mi ha insegnato che l'acqua trova sempre comunque la strada, cioè tu puoi mettere il muro, puoi mettere le cannoniere, puoi mettere qualsiasi cosa. E comunque... No, beh, con le cannoniere si risolverebbe, ovviamente non si può fare e non si deve fare, quindi il sistema c'è sempre. È solo un paragone. Il sistema, parliamo di sistemi praticabili ovviamente, non di sistemi impraticabili. D'altra parte, un'altra notizia che forse qualcuno non sa, ma noi quanto a immigrati, quanti a rifugiati ce ne abbiamo molti meno di quelli che hanno tutti gli altri stati europei. Cioè i numeri non sono così rilevanti come noi pensiamo. Il problema è la nostra percezione. Qui ci sono quelle ragazze per esempio, ma voi immaginate un'Italia senza gli amici neri? Può esistere? Date il microfono, gentilmente sentiamo un pochino anche cosa ne pensano. Passa pure il microfono. Questa è un'ottima domanda. No. Voi non vi siete accorti, voi che siete a casa, se le inquadravano, in pratica sono partite dalla prima, si sono passate il microfono come fosse un qualcosa che scotta, una bomba. Prego, presentati gentilmente. Beh, io mi chiamo Claudia, vengo Ciao, da Claudia. Este. Frequento un gruppo di Azione Cattolica e tramite loro ho conosciuto i ragazzi, non tutti. Che a breve sentiremo anche come esperienza, prego. Io sono d'accordo che l'immigrazione è un problema italiano, ma anche europeo e mondiale, perché ci sta gravando appunto sulla collettività e su tutti. Però io adesso che ho conosciuto un po' meglio anche i ragazzi, non riuscirei a vedere Este senza di loro, almeno in questo momento, perché si stanno veramente integrando. C'è anche da dire che lo sforzo che fanno tanti educatori, tante persone è veramente grande ed è grazie a loro che Claudia, sono prima qua. di lanciare la pubblicità ti chiedo, forse è questo che manca? Perché ho vissuto, passerò questa sera per il buono della situazione, vabbè. Ho vissuto la conoscenza di alcuni ragazzi, sono andato a ficcare il naso logicamente per partire con questa trasmissione e forse se conosci, forse se ti addentri in queste realtà capisci che, come si diceva, c'è immigrato e immigrato, che non tutti sono criminali, buona parte però vengono sfruttati, ok, è questo che manca, quindi la possibilità di conoscersi. Mancano anche tante persone che abbiano la voglia di far conoscere loro a noi cittadini. Ma questo, e lancio la pubblicità, è un po' colpa anche vostra ragazzi, nel senso che non è facile, non vi giudico, non è facile però entrarvi in fiducia, lo so, è difficile, voi non sempre raccontate le vostre storie, quindi anche voi non sempre date la possibilità, come dico alla Sciura Maria, la chiamo così, di sapere chi siete e fare quel famoso distinguo. Lancio la pubblicità, torniamo a breve.